Palermo, vietata ai tifosi la trasferta per la partita di Biancavilla. Letta così la notizia sembra volesse dire tutt'altro, invece è tutta da raccontare perché anzitutto suscita curiosità e ovviamente la rabbia dei palermitani costretti a restare a casa. Ebbene, a Biancavilla non ci saranno tifosi residenti in provincia di Palermo semplicemente perché poco distante dal campo di Biancavilla c'è Catania e lo stadio Massimino e dal momento che il Catania giocherà in casa è meglio evitare eventuali problemi tra le due tifoserie. Roba da non crederci. La coincidenza ha così costretto l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive a vietare la partenza dei tifosi palermitani alla volta di Biancavilla. Una decisione che penalizza sicuramente i rosanero, privati del sostegno del proprio pubblico per una questione che sinceramente riesce difficile accettare. Come dire che ancora una volta a vincere sono i veri delinquenti a danno dei veri tifosi.